Cari telespettatori, ben ritornati qui con noi, con naturalmente la nostra ospite che è Sara Pasqualin, segretaria confederale CGIL di Treviso. Grazie di essere qui con noi. Poi Buongiorno. faremo anche un collegamento con Franco Lorenzon, segretario invece della CISL. Perché? Perché si è tenuto un incontro tra i responsabili sindacali della CGIL e della CISL a livello unitario per parlare della situazione non certo felice a livello previdenziale, ma anche in generale lavorativo, e quindi quel che riguarda l'economia e il sociale dei lavoratori e dei pensionati. Un momento difficile perché, se le abbiamo letto i titoli dei giornali, soprattutto di ieri, quest'oggi vengono riportati altri annunci che fanno preoccupare, c'è stata una rottura molto netta tra il governo, nella fattispecie tra Renzi e il sindacato. Il Corriere della Sera aveva esordito rottura totale per quel che riguardava la giornata, in modo particolare di martedì. Poi leggiamo nei quotidiani invece di mercoledì, quindi di ieri, che c'è stato un taglio ulteriore al sociale, quindi per i malati di SLA, ma non soltanto, a livello di tutele previdenziali, per la disoccupazione, insomma tagli a cifre anche importanti. Qual è la posizione che assume a questo punto il sindacato, e perché il sindacato in modo particolare dell'area del Trevigiano trova un momento, e non solo naturalmente, di unione e coesione verso quali obiettivi, quali prospettive, cosa pensa di fare? Si trova unito anche nella presa di posizione di quella che è la segretaria nazionale Camusso. Vediamo di trovare delle risposte e un po' analizzare quelli che sono i problemi. Tra l'altro lo facciamo con una giovane sindacalista che rappresenta un trade union, perché i problemi dei pensionati sono anche gli stessi in cui si trovano ad affrontare tanti giovani che perdono il lavoro oppure addirittura non lo trovano. Allora entriamo un po' prima nel merito di cosa è avvenuto questo momento anche unitario di confronto, e poi vediamo di snocciolare e vedere via via le altre questioni. Allora, in realtà noi come Treviso, come provincia di Treviso, abbiamo fatto questo attivo unitario assieme con la CISL per dare un segnale unitario ai lavoratori che in questo momento molto probabilmente si trovano anche in difficoltà con la varia situazione che si muove nell'ambito politico e nell'ambito appunto lavorativo. E gli accordi sono stati fatti a livello unitario tra le tre sigle sindacali, quindi anche oltre al CGIL, la CISL, c'è anche la UIL, su quello che sono delle linee generali per quanto riguarda la previdenza e il fisco, che secondo noi sono argomenti molto attuali e che il governo oggi dovrebbe trattare. Ci troviamo in una situazione di forte cambiamento, in una situazione economica molto difficile in cui il lavoro, che secondo noi è l'argomento principe o dovrebbe essere l'argomento principe nel momento in quale il governo affronta queste tematiche, viene un po' tralasciato o viene trattato proprio non in modo diretto, nel senso che non vengono affrontati quelli che sono i problemi che noi riscontriamo nella realtà, nel momento in cui andiamo nelle aziende o nel momento in cui incrociamo i lavoratori. Quindi il sindacato di Treviso, le nostre sigle sindacali hanno voluto dare un segnale forte di unità. E i temi appunto della pensione è vero da una parte che riguardano sia i pensionati di oggi e riguarderanno i pensionati di domani. I pensionati di oggi perché noi ci troviamo in una situazione generale in Italia che abbiamo 22 milioni di pensionati. Di questi 22 milioni, 9 milioni sono quelli che effettivamente hanno versato il loro percorso contributivo. Gli altri 13 milioni sono stati un po' gestiti con le vecchie leggi, con le vecchie situazioni, sono stati un po' gestiti un po' male, quindi in realtà da una parte lo Stato ha fatto assistenzialismo a questi pensionati. Però ci troviamo in una situazione che oggi le pensioni che prendono questi lavoratori, che comunque sono persone che hanno lavorato e che oggi hanno una certa situazione familiare, sono pensioni comunque basse, sono pensioni che non gli permettono di arrivare a fine mese e sono pensioni che non danno l'opportunità di vivere in questa situazione Stiamo parlando di economica. pensionati del lavoro dipendente. Sì,
Perché poi senza tener Poi conto del lavoro autonomo. c'è il lavoro autonomo, c'è tutta un'altra serie di situazioni. È ovvio che noi facciamo un ragionamento generale quando andiamo a proporre una piattaforma, perché noi facciamo un ragionamento generale per cercare di trovare delle soluzioni immediate, perché oggi la difficoltà la gente la vive quotidianamente oggi, insomma. Infatti, che tipo di risposta vi attendevate? E invece vabbè c'è stata, perché a questo punto, viste quelli che sono gli estremi un po' della manovra, sembra che non ci sia neanche margine per fare nessun tipo di ritocco, no, al riguardo. Noi partiamo dal presupposto che siamo sindacato e che non siamo politica, però ci aspettavamo quello che c'è sempre stato, una disponibilità al dialogo, perché poi in realtà le parti sociali vivono il quotidiano, vivono la realtà. Quindi, siccome da molto tempo tutte le persone dicono che c'è questo distacco tra la politica e tra la realtà, ci troviamo nella situazione in cui per 10 anni e più c'è stata una situazione in cui la politica non verificava quella che era la situazione che stava succedendo. Quindi c'era questo distacco, noi pensiamo che possiamo fare da tramite e da collegamento tra il governo e tra quella che è la vita quotidiana di tutti i lavoratori, di tutti gli italiani, insomma. Ci aspettavamo visto che comunque si tratta di un governo di sinistra, perché il PD fa parte di nasce da una linea di sinistra, una collaborazione o un tentativo almeno di condivisione di determinate linee. Invece leggevo anche sul quotidiano di ieri, peggio che con Berlusconi, praticamente. Cioè, queste sono le osservazioni che sono emerse. Mi permetta, peggio di Berlusconi? Oddio, no, beh, i tagli peggio sono stati toccati sociali, diciamo, più che nei governi precedenti. La situazione in cui vivevamo prima con Berlusconi è una situazione differente da oggi. Oggi siamo... Oggi Renzi ha detto no, ha detto non voglio neanche prendere in considerazione. Sì, per cui prima cosa un po' ci dispiace, anche perché per quanto riguarda la CGIL era andata anche in piazza sabato a Roma per fare una manifestazione non contro il governo, ma per fare una manifestazione di proposte. Sembra che queste linee vengano sempre interpretate da un'altra parte, nel senso che vengono interpretate come un affronto. In realtà nessuno vuole fare un affronto, vuole solo dare un contributo per cercare di trovare delle soluzioni, insomma. Però voi senza dubbio, parlando anche poi con pensionati in generale, non vi aspettavate un taglio così drastico per quel che riguarda la compagine sociale? No, anche perché oggi questo è un grave problema, nel senso che andare a tagliare il sociale rischi veramente di mettere in difficoltà le famiglie. Come mai questa, allora, ovvio che uno deve averne la consapevolezza, questa presa di posizione così netta, senza partire da tagli drastici da altre parti dove ce n'era in abbondanza da poter tagliare? Ma infatti noi come proposte abbiamo proposto appunto al governo di andare a prendere i soldi da altre parti, nel senso che comunque ci sono delle situazioni, in questi ultimi 10 anni ci siamo trovati in una situazione che da una parte la ricchezza è aumentata, dall'altra parte la ricchezza è diminuita. Le linee che sono state fatte nel bene e nel male hanno sempre cercato di andare a recuperare i soldi dove è più facile recuperarli, quindi dal lavoro dipendente, quindi il versamento dei contributi, piuttosto che dai pensionati. Ecco, questa situazione non va bene perché si rischia di indebolire di più queste parti sociali e si rischia di creare un meccanismo per la quale chi è più ricco diventa sempre più ricco, chi è più povero diventa sempre più povero e quindi poi queste due parti entrano in competizione, insomma. Adesso io non sto qui a dire se le linee del governo Renzi sono sbagliate oppure no, anche perché oggi con la legge di stabilità abbiamo delle indicazioni. Diciamo esclusivamente che ci sono altre opportunità di dove andare a prendere questi soldi, questi finanziamenti si possono andare a prendere da un'altra parte effettivamente. Qual è la problematica allo stato attuale che è emersa in modo più evidente? Anche dall'incontro che avete fatto, dal confronto intersindacale? La problematica che c'è che ad oggi la situazione delle aziende è difficile, cioè da una parte c'è l'azienda che non riesce a sopravvivere in questo mercato per un sistema di imposizione fiscale che è dannosa per l'imprenditore. Io parlo sempre di un imprenditore corretto, nel senso l'imprenditore con un'azienda, con i lavoratori.
Dall'altra parte c'è questa difficoltà di ricostruire un tessuto economico, nel senso che l'Italia diventi competitiva, che mantenga da una parte quelle che sono le sue aziende leader nel mercato, che si renda molto più competitiva a livello con l'estero, quindi al di fuori, nell'Europa, e che soprattutto manteniamo la realtà delle aziende nel territorio italiano. Per quanto riguarda noi, nella provincia di Treviso, dall'inizio della crisi abbiamo quasi una perdita di posti di lavoro all'incirca attorno ai 30.000. Sono tantissimi. 30.000 persone. Se noi da una parte scostiamo la parte dei pensionati, dall'altra parte gli studenti che ovviamente stanno facendo un loro percorso formativo, c'è tutta una fetta che va all'intorno dai ragazzi dei 18 anni fino appunto a un'ipotesi dei 60, poi prendiamo delle linee generali sempre, per la quale si dà un indice di disoccupazione che è alto, nel senso oggi in Italia diciamo che c'è quasi un 14% di disoccupazione, quindi in realtà abbiamo questa difficoltà di trovare un posto di lavoro, neanche fisso, non parliamo neanche di posto fisso, parliamo solamente di un posto di lavoro che ti dia l'opportunità di prendere un reddito, insomma. Tra l'altro i pensionati, una delle preoccupazioni che era emerso da un'indagine che aveva fatto proprio anche la CGIL tempo fa, la preoccupazione più forte dei pensionati è, per assurdo, però neanche tanto, è proprio il lavoro, perché ovviamente si trovano a volte a doversi sobbarcare il carico di una famiglia dove ci sono figli o quant'altro che non riescono a trovare questa benedetta occupazione, anzi a ritrovarla, magari a ritrovare occupazione, quindi è un'emergenza molto sentita dalla fascia anche dei pensionati, no? Ma infatti quello è un problema molto sociale, nel senso che ci troviamo nella situazione in cui i genitori in pensione mantengono le famiglie dei figli, quindi o gli pagano il mutuo dell'appartamento, piuttosto gli pagano le bollette, e ovviamente è una situazione che crea difficoltà, perché a questo punto il nucleo familiare di un figlio, per esempio una mia generazione che ha figli, non riesce a mantenere il proprio nucleo familiare, deve andare a chiedere i soldi ai genitori, e questa è una cosa che poi crea dei squilibri sociali forti. Se ha figli, perché poi questo è l'altro problema, è che abbiamo un livello demografico crescente, cioè decrescente. Sì, poi c'è quel problema che oggi come oggi uno ci pensa tanto a fare figli, perché bisogna anche comunque mantenerli ed è comunque un costo, cioè, anche adesso facciamo una battuta inerente anche agli 80 euro che l'ultima propaganda mediatica di Renzi che è stata fatta negli ultimi giorni. Sì, può essere un beneficio, però poi di fatto io non è che ho la necessità, pur non screditando gli 80 euro, però ho la necessità poi del mantenimento, quindi dovrebbero venirmi incontro una serie di riforme nel mantenimento del figlio, che può essere gli asili piuttosto che le scuole, che anche la riforma della scuola, diciamo che è una cosa fondamentale per un paese che guarda il suo futuro, insomma. Assolutamente. Allora entriamo un po' nel merito specifico di quelle che sono anche le vostre prese di posizione, per cercare di capire anche come si sta muovendo il sindacato, cosa pensa di fare, quali sono i punti di forza, se ne può avere, e dopo quella che è stata la manifestazione anche importante che c'è stata a Roma. Allora, per quanto riguarda il sindacato in generale, stiamo cercando di ricostruire una collaborazione tra le tre sigle principali, CGIL, CISL e UIL, abbiamo visto con la piattaforma, quindi si portano avanti gli argomenti di dominio pubblico, insomma, che sono fondamentali secondo noi oggi per attuare un cambiamento reale nel Paese, nell'Italia. Poi la CGIL ha fatto questa manifestazione per dare un segnale forte al governo di come effettivamente la gente si sente un po' trascurata. Da una parte ci sono questi slogan di cambiamento e ci sono comunque delle iniziative che il governo sta facendo, e ben vengano appunto che... Quali sarebbero le iniziative? Beh, adesso c'è la legge di stabilità che comunque sta prendendo atto, c'è stata fatta una proposta di riforma sulla scuola, cioè c'è movimento dal punto di vista, però quello che diciamo noi, che vediamo in molti termini generali, se poi andiamo a analizzare nel concreto vediamo poche iniziative concrete, e qui ci vengono i dubbi, perché poi in realtà sembrerebbe che i territori vengono da una parte abbandonati perché c'è una riduzione di
disponibilità finanziarie nei territori. E nel territorio abbiamo la difficoltà che è il primo che affronta, cioè il comune e la provincia sono i primi che poi devono risolvere i problemi per quanto riguarda la sanità o per quanto riguarda le forme di assistenza sociale per le persone, insomma. Infatti, perché lei accennava il discorso alla legge di stabilità che sembra essere stata, aver avuto un certo consenso da parte dell'Europa, però ha portato innanzitutto poi nella somma globale analizzata comunque un aumento di tassazione e si prevedono anche un ritocco alle accise e quant'altro, per cui anche se da una parte si dice di no, di fatto i lavoratori e non lavoratori ancora peggio si troveranno work in progress, anche degli aumenti, sembra anche che l'IVA verrà ritoccata, eccetera. Per la scuola non c'è soddisfazione da parte di chi dovrebbe essere coinvolto, ovvero degli studenti, che anzi hanno manifestato, anche i vostri, tutto il loro dissenso nel modo più forte. Penso che abbiano anche partecipato, no, alla manifestazione. Quindi non erano proprio contenti. Anche in piazza con noi a Roma. Esatto. L'aspetto sociale è stato tagliato, perché notizia appunto di ieri ha avuto un taglio importante, quindi anche le persone con delle disabilità eccetera hanno avuto questo problema. L'aspetto delle persone che non hanno lavoro eccetera, pur la cassa integrazione, non so come sia la situazione, qual è? Allora, la proposta che viene fatta nella legge delega, perché ad oggi il Parlamento ha votato una legge delega per il governo per attuare le riforme, però per quello dicevo nella legge di stabilità non abbiamo ancora delle indicazioni chiare. Sì, infatti. E nella legge delega viene proposto un ammortizzatore unico per tutti quanti. Ad oggi noi ci troviamo in una situazione in cui, per quanto riguarda le piccole aziende, quindi quelle sotto i 15 dipendenti, c'è la situazione di una cassa integrazione in deroga, che poi sappiamo benissimo che viene finanziata dalla Regione e che quindi ci sono molte difficoltà ad oggi. Molti lavoratori che sono in cassa integrazione in deroga hanno ritardi nei pagamenti molto, molto lunghi. Stanno pagando il primo trimestre del 2014, ci troviamo alla fine del 2014, quindi per rendersi conto un po' dei numeri. Dall'altra parte esiste una cassa integrazione che viene appunto autofinanziata dalle grandi aziende, quindi quelle sopra i 15 lavoratori, e che ad oggi garantisce la sopravvivenza nel momento in cui c'è mancanza di lavoro, di produttività. Per domani il governo propone un unico ammortizzatore che sia uguale per tutti, e questa è una proposta che effettivamente noi stessi sosteniamo come sindacato, perché c'è la necessità di avere una soluzione, anche perché in molte realtà esistono molte di più aziende piccole piuttosto che aziende grandi, ed è ovvio che per fare in modo che questo unico ammortizzatore sociale sopravviva bisogna che il finanziamento arrivi direttamente dalle aziende stesse, che poi usufruiranno del servizio. Infatti. Quindi c'è tutto anche quel pacchetto che deve prendere forma. Diciamo che le linee generali, infatti è una cosa che anche come CGIL è stata sostenuta, nel senso che noi stessi condividiamo quel percorso lì. È ovvio che poi bisogna dare i numeri per come sostenere queste idee, che possono essere idee, che sono idee buone, insomma. Assolutamente. Voi dopo sentiremo anche al telefono il segretario della CISL. Vi siete trovati a livello unitario come pensionati, sappiamo che è stato un direttivo anche significativo, CGIL, CISL, UIL. Nel vostro caso invece la UIL è rimasta in una posizione attendista. Allora, diciamo che sul territorio c'è un problema fondamentale, che poi i sindacati hanno i vari strati, un po' come la politica, quindi si parte da un territorio, da una provincia, poi c'è la regione, poi c'è il nazionale. Per quanto riguarda Treviso, Treviso ha sempre dimostrato negli anni di avere una buona collaborazione tra le tre sigle sindacali, quindi CGIL, CISL e UIL, e gli accordi sono sempre stati fatti. Noi collaboriamo nelle aziende e troviamo le soluzioni nel territorio. È ovvio che a livello nazionale negli anni c'è stata un po' questa forzatura, per cui nonostante delle linee sono seguite da entrambi i sindacati, delle altre vengono condivise nel percorso, insomma. A noi mancava la UIL, è stata fatta questa scelta dalla UIL territoriale, non per questo non vengono condivise le linee che sono state scritte nella piattaforma e che abbiamo portato appunto in quell'attivo, nella quale erano presenti buona parte dei nostri delegati, quindi i rappresentanti dei lavoratori e i pensionati e insomma anche la gente che lavora all'interno della CGIL e della CISL, insomma. Chiarissimo. Andiamo subito in pubblicità, che poi vediamo se riuscire a fare anche il collegamento, tra poco.